Andrea Maniera, parliamo in questa finestra dedicata al calcio di Serie D soprattutto di un primo punto, recuperi che a quanto pare destabilizzano l'equilibrio di un torneo. Ma guarda, questo è poco ma sicuro, faccio il caso nostro, oggi abbiamo 6 stirati in totale, i ragazzi che sono fermi dal 20 di marzo, poi il nostro caso particolare perché poi abbiamo fatto un mercato a novembre, quando poi hanno interrotto per Covid e quindi abbiamo preso giocatori casa, svincolati e non sono mai riusciti ad allenarsi, quindi da marzo che non fanno un allenamento, vengono qua tutti i giorni a giocare, e poi da considerare anche l'età magari giovane di quelli che vanno a scuola, dove strutturalmente non sono pronti per fare mercoledì, domenica, praticamente in 15 giorni fai 7-8 partite, diventa dura anche per loro, perché poi non ci hanno mai lasciato il tempo di 10 giorni per allenarci. Questi hanno fatto una visita il martedì prima dell'Ambrosiana e hanno giocato alcuni dopo 7 mesi di non aver visto mai la palla. Sospensioni, lamentele soprattutto hanno danneggiato il vostro metabolizzare questo impegno di campionato dopo i traumi della mancata Lega Pro. I traumi ci sono stati evidenti in molti ragazzi, anche oggi vedo dei ragazzi diversi, però è inutile parlare del passato, se si parla di Campodarsego Lega Pro ormai acqua passata, chi ha voglia di ricominciare deve ricominciare, perché purtroppo la vita alle volte è ingiusta e quindi se si pensa sempre indietro bisogna guardare avanti. Ecco, è un mercato che ha spaziato a lungo, quindi si è arrivati a febbraio per determinare ancora dei movimenti che in tante società avvengono e tanti non lo hanno condiviso. E non lo condividono attualmente perché è ancora in corso. Mi sembra tutto assurdo, tutto paradossale, è tutto assurdo, ma è assurdo anche andare nei campi, faccio un esempio banale, si è a porte chiuse e poi sugli argini degli stadi è pieno di gente che non è ammassata dentro lo stadio ma a 10 metri. È assurdo il mercato così lungo, non ha senso, se si devono prendere le decisioni vanno prese da uomini anche di sport, non dico tanto di calcio, questo vale per tutti gli sport, ma prendere le decisioni a metà è una decisione non presa. In questo momento qua io vedo sempre cose fatte a metà e ti dico subito, se come Serie D siamo etichettati come una società di Lega Pro, noi abbiamo 2 vincoli, il Covid e il limite dei giovani. Non possiamo noi avere queste 2 limitazioni e fare partite, se no non si gioca più, non si è più giocato per questo motivo qua. Ecco, si parla appunto di Covid, ma si afferma che questi troppi rinvii determinano e non rispecchino e non rispeccheranno la classifica di attuali valori temporali. La classifica e i valori sono dettati da chi è anche più o meno fortunato. Chi ha la fortuna di non avere nessun, tra virgolette, malato, può allenarsi, ha potuto prepararsi bene per tutti i mesi. Chi invece ha avuto la sfortuna di stare fermo 62 giorni e magari non essere partito benissimo anche come Campodarsego in questo caso, ha trovato delle difficoltà impressionanti, ma penso anche a altre squadre che hanno avuto lo stesso problema, che le prime 5 partite le hanno perse tutte e 5. Chi ha un po' più di fortuna può arrivare in fondo quest'anno. Ecco, squalifiche, infortuni, condizione fisica a lungo termine potrebbero favorire chi invece ha una gran rosa di giocatori. Ma sai, io penso che, ripeto, vedo società che hanno la rosa giusta, non hanno avuto problemi e sono lì in alto. Questo non è tanto, poi che se uno ha la fortuna adesso di avere tanti giocatori, in questo caso adesso noi non ci lamentiamo col numero di giocatori, però ogni giorno, noi ogni settimana abbiamo 1 o 2 casi che sono stirati, ma purtroppo se non si sono mai allenati, vai in campo con queste temperature, in questo clima, l'umidità, gli infortuni, anche oggi il nostro capitano si è fatto male, domenica scorsa, mercoledì si è fatto male un altro e ogni domenica ne abbiamo uno. Questo è naturale, è normale e mi sembra strano che chi deve decidere non capisca che l'atleta che fa sport è diverso di uno che va in banca, è un'altra cosa. Ecco, con il Fionza è partito questo filotto di recuperi, ecco, per quanto riguarda appunto, come l'hai citato, l'aspetto fisico, quanto potrebbero risentire i giocatori che poi sono sollecitati domenica, mercoledì, domenica? L'aspetto fisico è al 100%, in questo momento
In questo momento mi mancano, facciamo un esempio, 2001, mi mancano i 2000 che si sono fatti male, sei costretto ad andare sempre a cercare qualcosa di diverso. Questo è nella cosa naturale, insomma, in questo momento l'aspetto fisico è il 100%. Noi siamo in difficoltà, facciamo una partita buona e un'altra meno buona, una partita dove stiamo in partita e altre invece non andiamo neanche avanti, e questo faccio fatica anch'io a capirlo, che li vedo tutti i giorni. Ti aspettavi un torneo così livellato, molto intenso, dinamico, ma soprattutto anche caldo anche in certi campi? Da ogni anno è così, la Serie D sono queste le partite, insomma, o hai una squadra nettamente superiore sul punto di vista tecnico, o se no le partite te le giochi tutte contro tutti. Abbiamo visto anche il Chios 3-3 col Trento, faccio un esempio, noi che andiamo a Feltre vinciamo 3-1. Le partite ogni domenica, voglio dire, se uno si mette a fare la schedina è impossibile indovinarla oggi. Ecco, la classifica, hai accennato la classifica, una classifica in rosso per due protagonisti molto attese, Adriese e Arzignano Campo. Beh, sono due situazioni diverse. Facciamo l'Adriese, l'Arzignano retrocessa l'anno scorso, ha fatto una campagna acquisti molto importante. Quando retrocedi comunque ricominciare con la stessa mentalità, la stessa fame, magari puoi avere un contraccolpo, ed è inaspettato anche per me vedendo la rosa che hanno a disposizione. L'Adriese l'anno scorso aveva fatto una campagna acquisti faraonica, aveva fatto una squadra per stravincere il campionato, non c'è riuscita e ha ricominciato un percorso diverso, credo, e magari un po' al di sotto delle aspettative, ma come dicevi te prima, questo campionato riserva sorprese ogni domenica e ogni mercoledì, giocando tutti i giorni. In questo momento tra Manzanese e Trento chi preferiresti? Non lo so, adesso se devo scommettere €1, in questo momento io vedo la Manzanese su di giri, vedo la Manzanese una mentalità che quando ti trovi lì in maniera un po' inaspettata, le cose le hanno fatte bene e giuste e con equilibrio, però mai non ti aspetti di essere lì. Oggi possono avere questo cuore che batte a 2000 con estrema serenità. Il Trento, che è un'ottima squadra costruita per vincere il torneo, può avere molta più pressione della Manzanese. Io starei molto attento alla Manzanese, perché liberi di testa possono arrivare in fondo o giocarsela fino all'ultima giornata.